l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Nel Veneto la rete di assistenza di autoveicoli tra il 2014 e il 2016 è rimasta pressoché invariata, 8.442 le imprese attive. A livello di numerosità la nostra regione si posiziona all'8° posto dietro a Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia, Piemonte, Puglia e Toscana. Questi i dati rilevati dall'osservatorio di Autopromotec. Numeri di tutto rispetto che danno ancora più forze all'azione sindacale di categoria che in questo momento è concentrata sul decreto che recepisce la direttiva europea sulle revisioni auto, uno dei temi caldi nell'agenda politica del settore. Mancano soltanto i dettagli per concretizzare le buone intenzioni del governo dimostrate nella bozza di decreto e per aggiornare il sistema delle revisioni auto con importanti novità sotto l'aspetto tecnico. Chiediamo, sottolinea Alessandro Marin, veneziano e referente per i centri di revisione di Confartigianato Veneto, l'istituzione dell'albo degli ispettori, nuova figura separata da quella del responsabile tecnico in nome della trasparenza e dell'imparzialità, il rafforzamento del ruolo della Direzione Generale della Motorizzazione e soprattutto l'aggiornamento delle tariffe delle revisioni bloccate al 2007.